Bentrovati amici della Wii Sport, siamo alla quarta giornata del campionato d'eccellenza e dal Garden Sport di Mili per il girone B scendono in campo Città di Messina e Giarre. Pareggio nell'ultima uscita per i ragazzi di Mister Furnari per 1-1 sul campo del Catania San Pio. Dall'altra parte invece il Giarre di Mister Mirto si presenta al Garden da capolista grazie alle 3 vittorie in altrettanti incontri, l'ultima per 2-0 tra le mura amiche contro il Paternò. Sceglie il 3-5-2 Mister Furnari con il neoarrivato Paterniti tra i pali, linea difensiva con Flistad, Bombara e Salvatore Leo. A centrocampo le corsie esterne sono affidate a Davide Leo e Di Stefano. Il trio sulla mediana vede Cardia, Calcagni e Quintoni. In avanti la coppia d'attacco è formata da Genovese e Rasà. Abiterà la partita il signor Monesi della sezione di Crotone, coadiuvato da Chici e Chitarda della sezione di Palermo. Sembra tutto pronto per il fischio iniziale. Il primo pallone lo batte il Città di Messina, che attaccherà da sinistra verso destra i vostri videoschermi in maglia bianca con i classici inserti rossi, viceversa il Giarre da destra verso sinistra con maglia gialla e inserti blu. Parte subito forte il Città di Messina con questo tentativo in solitaria da parte di Genovese. Il numero 10 di Mister Furnari però alza troppo la mira sulla porta difesa da Colonna. Resta comunque tra i più attivi Genovese, che si guadagna un calcio di punizione al 12° del primo tempo. Varie le soluzioni per il Città di Messina. Alla fine sul pallone decide di andarci Quintoni, sistema la barriera il portiere Colonna, parte il numero 11 di Mister Furnari che trova la deviazione da parte di Cardia, che deve arrendersi al palo. Ottimo inserimento da parte del centrocampista Cardia, che sfiora il gol dell'1-0 trovando soltanto il legno a Colonna, probabilmente battuto. Di lì a poco però episodio chiave del match con il calcio di rigore decretato dal signor Monesi per questo intervento su Calcagno. Sembra netto il fallo da parte del difensore del Giarre. Sul punto di battuta ci va Rasà, che affronterà il portiere Colonna. Aspetta il fischio Rasà, parte con il destro, palla da una parte, portiere dall'altra e arriva all'1-0 del Città di Messina. Siamo al 18° del primo tempo e come nell'ultima partita ancora una volta un calcio di rigore è decisivo e ancora una volta Rasà si fa trovare pronto dagli 11 metri. Il Giarre prova subito a reagire grazie a questa rimessa laterale che si trasforma in questo tentativo da parte di Caputa, che però non trova lo specchio della porta. Ancora un calcio di punizione invece per il Città di Messina con Quintoni che mette in mezzo ancora Cardia, sempre puntuale in queste occasioni il numero 7, che però non trova la via del gol. Poi clamorosa occasione per il Giarre a tu per tu con il portiere Paterniti, però si fa anticipare l'attaccante della provvidenziale chiusura di Bombara. Continuano a spingere però i ragazzi di Mister Mirto, vogliosi di trovare il gol del pareggio e di difendere il primato. Qui compagno scodella in mezzo, il pallone arriva sul secondo palo, spampinato, ci prova con il destro, il suo diagonale però non risulta vincente, sarebbe valso l'1-1 del Giarre. L'ultima occasione del primo tempo vede ancora il Città di Messina avanti, bellissimo il tacco di Rasà per Genovese che trova la corrente Quintoni che ci prova col sinistro, il suo mancino però va alto. Sarebbe valso il 2-0 per il Città di Messina, ma arriva di lì a poco anche il duplice fischio da parte del signor Monesi, che manda le due squadre al riposo sul parziale che vede il Città di Messina condurre al Garden di Mili per 1-0 sul Giarre. Nella seconda frazione non arrivano cambi per Mister Furnari e quindi decide di affrontare il secondo tempo come il primo con lo stesso 11. Calcio d'angolo da parte di Quintoni, arriva il colpo di testa da parte di Davide Leo, provvidenziale intervento da parte del neoentrato Dovara. Vicinissimo al 2-0 il Città di Messina al 7° minuto del secondo tempo grazie a questo colpo di testa di Davide Leo portentoso. Però l'intervento da parte di Dovara, arrivano i cambi per Mister Furnari. Infatti entrano in campo Simone Alessandro e Fragapane. Arriva anche il cambio per il realizzatore del momentaneo 1-0 Rasà, che lascia il posto a Codagnone. Esce anche Quintoni per Silvestri. Ultima occasione per il Giarre, che chiederebbe un calcio di rigore per questo intervento su Famà, ma per il direttore di gara non c'è nulla e arriva anche il triplice fischio. Torna alla vittoria il Città di Messina, che si impone per 1-0 nei confronti del Giarre. La capolista cade al Garden di Mili. E allora amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.